La differenza dobbiamo farla capire al consumatore. Se il consumatore non capisce la differenza si beve tutto. Io direi togliamo il fiasco a qualcuno. Non usa mezzi termini il presidente di Camera di Commercio, decisamente irritato per quello che sta succedendo nel settore del prosecco. Al momento il prodotto traino dell'agricoltura trevigiana e veneta è una delle eccellenze italiane al mondo. Una follia, secondo Pozza, decidere di cancellare una parola che in tanti anni di fatica e investimenti è diventata simbolo di un prodotto ed ora anche di un territorio unico nel suo genere. E sugli attriti tra produttori di pianura e di collina, Pozza non condivide il presidente del Consorzio Superiore Innocente Nardi, che punta a mantenere distinti i consorzi. Una regia unica, in modo tale da poter promuovere i prodotti, da difendere i prodotti, ovviamente con le specificità. La si fa solo se ci sono risorse e una programmazione condivisa. Le risorse sono poche, se le mettiamo assieme allora le risorse possono essere tante e allora il DOC può aiutare il DOCG e viceversa. Anche per il presidente di Coldiretti Treviso a questo punto bisogna abbassare le polemiche. Bisogna far sedere al tavolo tutti i protagonisti per cercare di far sintesi, far capire comunque che esiste sì un prosecco di pianura che sta avendo grande successo, che ha trainato poi anche la DOCG se vogliamo, perché 450 milioni di bottiglie non è un qualcosa che raggiungi così in maniera facile, se non con grandi sacrifici e grande impegno da parte delle aziende. Esiste invece un prosecco di collina, che è la collina Nova Dobbiana, che sono 90 milioni di bottiglie, che vanno valorizzate per quello che sono, perché nessuno può dubitare il fatto che il prosecco è nato qui. Nel frattempo la scelta di cancellare il termine prosecco coinvolge un altro marchio famoso. Nelle etichette delle bottiglie a storia del prossimo anno troveremo il termine prosecco? Ma anche lì è una discussione che è nata in azienda, che stiamo valutando, abbiamo tutto il tempo per decidere, visto che comunque usciremo a gennaio con i nostri millesimati.